Eurosport Cordenons, finali della Coppa FIT Friuli Venezia Giulia Cadoro Cup. Ci sono 5 finali da giocare, la terza maschile, a squadre ovviamente, la terza femminile, la quarta maschile e la quarta femminile e il gruppo con limite 4-3 maschile. In questo momento siamo sul campo numero 1, dove sono di fronte le due migliori giocatrici della formazione del modus di Tercento. In questo momento è la Coglitore che riceve il servizio della Colmari. Sfida molto interessante perché la Coglitore Gabriella, venezuelana di Valencia, che risiede a Tarcento, è da poco entrata nei ranghi del modus, 24enne, contro i 22 anni di Federica Colmari. La Coglitore vanta anche un passato con classifiche WTA, è arrivata intorno ai 6-700, gradino 6-700 del mondo, e quindi è un test molto probante per la ragazza del Campagnuzza. Al servizio alla Coglitore. Non passa la risposta di Colmari. A servizio ancora Coglitore, che sta conducendo per 2-0. Ancora efficace la prima della venezuelana. Colmari sembra un po' rigida, ma è un diesel che entra lentamente in azione, anche se oggi avrà un compito piuttosto duro con la sudamericana. Ancora una brutta risposta, una steccata. E palla del 3-0 per la Coglitore. L'idea era buona, la conclusione pessima, e va a 3-0 la rappresentante del modus di Tercento, che oltre alla Coglitore Gabriella schiera la Venier Sofia, la Perez Anna, ed ha in panchina il tecnico Sardina. Come classifica la Coglitore è classificata seconda categoria, sesto gruppo, e la Colmari è sempre seconda categoria, ottavo gruppo.
quindi anche a livello di ranking i favori pendono dalla parte della sudamericana. Sì, la Colmari riparte da un 3-0 iniziale a sfavore. E la pressione dell'accoglitore si fa via via più insistente. Il Campagnuzza schiera, oltre alla Colmari, Federica, la Eleonora Cecchinato e la Samantha Pribaz. L'anno scorso il Campagnuzza è riuscito a far suo l'incontro in quarta categoria, quest'anno è arrivato con la squadra superiore nella finale della Coppa Cadoro. È ancora fuori il rovescio della Colmari. Allora, aspetta un momento che sul punteggio di 4-3 a favore della rappresentante del TC Ronchi è al servizio l'Adercole, giovane, 14enne, mentre la Salateo ormai sfiora le 23 primavere ed è classificata 3-5, mentre l'Adercole con le nuove classifiche è già 3-4, quindi terza categoria, quarto gruppo. Le formazioni delle squadre: il River schiera oltre l'Adercole, la Rondinara Laura, la Leban Giulia, la Tartaglione Alessia e la Grills. Mentre il Ronchi si presenta con la Salateo Caterina, la Clabot Sabina e la Russo Rosa, e in formazione c'è anche la Margherita Cistal. Entrambe le squadre hanno fatto un girone netto. Questi sono l'imbuto finale dei tabelloni principali, ma nei gironi sono risultate entrambe imbattute. Doppio fallo. Finali di quarta categoria maschile con il limite al terzo gruppo. Davanti le squadre di Polisportiva San Primo Trieste e la squadra A del TC Moruzzo. Nel rettangolo di gioco Alessandro Stratta, numero 1 della formazione giuliana della Polisportiva San Primo di Trieste, che ha di fronte il 16enne Orlando Mattia. È buono lo scambio e l'avanzata verso rete del giovane del Moruzzo, che però in questo momento è ancora sotto nel punteggio per 5-2 a favore dell'esperto Stratta. Stecca la palla a Orlando, il back tagliato di Stratta risulta non controllabile da parte del sedicenne del Moruzzo. Va detto di Stratta che parlavamo di giocatore esperto, 48enne, che oggi, 8 marzo, festa della donna, festeggia
il suo compleanno. Per quanto riguarda la manifestazione della Cadoro organizzata dal comitato regionale, va detto che quest'anno i numeri, le affluenze registrate ai nastri di partenza sono state veramente notevoli. I team schierati nelle 3 categorie maschili e nei 2 versanti femminili hanno dato un totale di 112 team, con un incremento del 12% rispetto ai numeri dell'anno precedente, alle compagini dell'anno precedente. Queste 112 compagini hanno prodotto un numero di 626 giocatori, con 97 unità in più rispetto all'anno precedente, che percentualmente costituiscono circa un 18%. Quindi cifre in crescita che stanno a dimostrare l'interesse della manifestazione e l'importanza per i giocatori di proseguire l'attività anche durante il periodo invernale, quando il numero dei tornei si affievolisce. A servizio ancora Strata. Ma è ancora fuori la risposta in rovescio di Orlando, che ha un buon tempo sulla palla ma non controlla bene. Ottimo scambio con un passante di rovescio di Orlando che bacia il nastro, ma la traiettoria era quella giusta e difatti la palla termina vicino la riga. Punto applaudito dallo stesso Strata, molto sportivamente. È fuori la palla e Strata porta a casa il primo set per 6-3. Siamo con il giudice arbitro della manifestazione della Cadoro Cup edizione 2014-2015, Mirko Lucchese, al quale chiediamo un suo parere sulla manifestazione che ormai ha visto passare da diversi anni. Beh, la manifestazione in sé va molto bene, come lo dimostrano il numero crescente di squadre della regione che partecipano, insomma, quindi il seguito è evidente. Insomma. Poi qua abbiamo la fortuna di avere questo impianto in cui si possono fare tutte le finali insieme, insomma, ed è una manifestazione in cui chiaramente c'è un grande fermento, insomma, ecco, e qua è tutto pieno di gente vogliosa di giocare a tennis e di vedere un spettacolo importante, insomma, ecco. Osservazione molto giusta quella di Lucchese, che dice che la contemporaneità degli incontri delle finali è un fatto piuttosto raro, insomma, ma in tutta Italia, perché avere 8 campi in 2 campate a disposizione in pieno inverno è una cosa molto rara. Uno sguardo così sull'andamento arbitrale, va tutto bene, non ci sono contestazioni? Ma, al momento direi di sì, siamo ancora in piena fase di svolgimento, quindi insomma ancora in essere, insomma, ecco, la manifestazione, però al momento va tutto bene, i ragazzi sono per la maggioranza ragazzi tranquilli, insomma,
si impegnano a giocare e non a fare pazzie, diciamo, ecco. Quindi grande passione e poche contestazioni. Un'ultima cosa, Lucchese, ci vuole presentare la squadra degli arbitri di sedia che lei ha predisposto? Certo. Allora, diciamo che io posso essere qua a parlare adesso con te perché ho la fortuna di avere una squadra di arbitri di sedia che si sta occupando, diciamo, dello specifico degli incontri. Allora abbiamo un mix di arbitri esperti e un mix di arbitri nuovi che usiamo così a sgrezzare, diciamo, no? A fare esperienze, insomma, ecco. Nella fattispecie abbiamo Vegetti Diego, che è diciamo, il più esperto, il più veterano. Poi abbiamo un gruppo di nuovi che sono Fabrizio Barbera, che sta abitando qua alla terza femminile, poi c'è Adore Dario Alberto, che anche questo è uno dei nuovi venuti, e in più abbiamo una ragazza che viene addirittura dalla Sicilia, che si è trasferita qua per motivi di lavoro, allora è venuta a chiedere se poteva Muscato Gabriella, e si sta comportando per quello che ho visto abbastanza bene. In più abbiamo un'altra vecchia conoscenza qua che tra l'altro ha esperienza anche come giudice di linea, va internazionale di Roma eccetera, che è Moscarella Gianfranco. Ecco. Quindi diciamo che il cerchio regolamentare è praticamente ben chiuso, fra un paio d'orette avremo anche le premiazioni e quindi metteremo in archivio anche questa FIT FVG Cadoro Cup del 2014-2015. Grazie Mirko e auguri per il futuro compito che sembra profilarsi, che è quello di delegato provinciale per la provincia di Pordenone. Per me è un'avventura nuova e vediamo cosa succede. Insomma. Grazie. Grazie. Uno sguardo alle formazioni delle due compagini. La Polisportiva San Primo, oltre a Alessandro Stratta, schiera Cesarato Davide, Della Valle e Jurincic Fabrizio. Mentre il TC Moruzzo è partito con questa formazione: Cuoghi Carlo, Calligaris Alessandro, Cossettini Matteo, Lippi Alessandro, Orlando Mattia, impegnato in questo momento, Totis Emanuele e Tondon Federico. Sul campo numero 7 si affrontano le squadre della quarta categoria maschile per il titolo e sono di fronte i rappresentanti del Friuli Venezia Giulia Garden, TC Garden, vale a dire Pietro Iriti, il maestro Pietro Iriti, che affronta per conto del TC Corno Stefano Venica, 26enne. Incontro abbastanza equilibrato perché il più giovane Venica ha portato a casa il primo set per 6-4, mentre in questo momento Iriti sta conducendo 5-2 nel secondo. Quindi se Iriti mantenesse il servizio si andrebbe al terzo set. E questo è il primo singolare della giornata. Va detto che il Garden l'anno scorso si è ripresentato in finale e un po' sorpresa ha perduto il doppio decisivo grazie alle prove maiuscole dei doppisti del Sant'Elia di Fogliano Re di Puglia. Per quanto riguarda il percorso delle due squadre nei gironi,
il Garden ha fatto un percorso netto, ha vinto tutti gli incontri in 2 set, quindi senza problemi di sorta, e ha perso solo un incontro nella semifinale contro il Triestino A. Anche il Corno ha fatto una buonissima progressione sia nei gironi che nel tabellone, avendo battuto in semifinale il Porcia per 3-0. Un'occhiata alle formazioni: il Garden, oltre a Pietro Iriti, che è classificato 4-1, presenta Gabriele Romanin, 4-1 anch'essa, il Tolmezzino, nonché presidente del TC Tolmezzo, Jacopo Mestroni, anch'egli 4-1, Alberto Sartori, 4-1 anch'esso, il 4-2 Julien Conzatti, mentre completano la formazione Michele Marioni 4-3, Marco Masotti 4-3 e Olivo Luca 4-5. Il Corno, oltre a Benica Stefano in questo momento impegnato, presenta Thomas Biancuzzi con la classifica 4-2, Davide Poiana classificato 4-1, Massimo Corniali, Francesco Quarta, Mirko Giustizieri, Luca Sturmi e Maurizio Macci. Quindi la classifica più alta in questo momento è quella di Poiana Davide, che è 4-1, però va detto che il giovane 23enne Thomas Biancuzzi, presente in formazione come 4-2, è già classificato 3-5. Così pure Venica, che è dato della classifica della Coppa Cadoro come 4-2, in effetti a fine anno ha preso la classifica di 4-1, quindi un gradino avanti. È a servizio Pietro Iriti, che sta cercando di pareggiare il conto dei set. Per affrontare poi il terzo decisivo tempo. Ma la contesa ancora non è chiusa, perché il punteggio è sul 5-3 in questo momento. E quindi l'incontro è ancora aperto. Secondo incontro per definire il primato nella terza categoria maschile. Il primo incontro è stato vinto da Commisso, come era abbastanza prevedibile nei confronti di Piscopello, e in questo momento, come dicevamo, per il secondo match si stanno affrontando Turci Matteo, rappresentante del CT Tennis Club Grado, e Andrea Iuri, portacolori del Tennis Città di Udine. Sta conducendo Andrea Iuri per 2-1 nel primo set. A servizio Matteo Turci. Il servizio è buono, 15-30. Doppio fallo, 15-40, due possibilità di breccare per Iuri e di portarsi sul 3-1. Stecca la risposta, il 25enne del Città di Udine.
30-40. E con un altro doppio fallo Turci spiana la strada al break per Yuri. Dalle prime battute ci sembra che il 19enne del TC Grado sia abbastanza fuori forma. Può darsi che la stagione invernale non l'abbia visto presentarsi con la consueta dose di allenamenti. E infatti è anche impreparato sul servizio di Yuri, che sembra molto galvanizzato e che può dare, se risultasse vincitore da questo scontro, la vittoria dopo i 2 singolari a Città di Udine senza bisogno di ricorrere al doppio. Va detto che il Città di Udine, schierando Commisso Mauro, ha fatto un po' di vuoto nel girone e aveva già affrontato anche il Grado e l'aveva battuto nel girone in singolo e doppio sulla terra. Giocando sul sintetico, che è un campo abitudinario per gli atleti del Città di Udine, i favori pendono ancora di più dalla parte dei friulani. E così è, Yuri va via, serve bene, Turci in chiara difficoltà, 4-1 il punteggio in questo momento a favore dell'Udinese. Si riprende sul punteggio di 4-1 a favore di Yuri, una discesa a rete poco felice di Turci ed è 0-15. Uno sguardo alle 2 formazioni, oltre a Commisso e a Yuri, il Città di Udine presenta la coppia doppista del Prato Massimo e Nicolò Borelli, coppia che è riuscita in una semifinale molto combattuta a averla meglio sul duo del Cordenons, che ha perso in casa del Città di Udine con Cudini Fiorenzato. Gli isolani presentano in formazione un Thomas Colautti, ma è un nome sulla carta di un tesserato che non è presente, perché Colautti Thomas gioca mai in regione, risiede a Londra, in questo momento fa l'università a Princeton e quindi conta solo come testa di serie, portandosi dietro una classifica di 2-4 conquistata sui campi inglesi. C'è Bernardini Alessandro nella formazione del TC Grado, che balla sempre il tango fra la seconda categoria e la terza. Graziano Battello con la classifica di 3-3, Piscopello Francesco, Nicola Ongarato e, come abbiamo detto, in questo momento Turci Matteo, che ha un momento abbastanza difficile in questo incontro davanti a un determinato Yuri Andrea. Siamo con Pier Tullio Fonda, consigliere della FIT regionale, presenza ormai storica a questo torneo, che firma praticamente il connubio fra la Federazione del Friuli Venezia Giulia e la Cadoro, azienda di marmi e graniti del presidente Pietro Andreola. Questo connubio si ripete ormai da diversi anni
e a vedere i risultati Fonda sembra che funzioni bene la cosa. Fai tu. Torniamo indietro. Non lo sapevo. Mi dica. Parti con la risposta. Decisamente. Il successo della FIT FVG Cadoro Cup chiaramente richiama delle considerazioni di ordine puramente pratico che si estrinsecano in degli incrementi dei praticanti a tutti i livelli, ma quello che ci interessa di più sono i risultati dal campo giovanile anche ad altri campi. Campo giovanile, il recente torneo di macro area di Castellazzo ha fatto registrare significativi risultati da parte dei nostri ragazzi, ma gli stessi risultati vengono ottenuti anche a livello regionale, in quanto la Federazione Italiana Tennis ha ritenuto in primis, per esempio, di assegnare al Friuli Venezia Giulia gli eventuali quarti di finale di una Coppa Davis che forse non vedremo, ma è pur sempre un riconoscimento. Fra una settimana partirà qui, proprio in questa sede dell'Eurotennis, che ben si presta a essere usufruita in questi sensi, un altro torneo di macro area, e questo è un ulteriore riconoscimento. Questo si aggiunge chiaramente a tutti gli incrementi fatti registrare nel 2014 nel numero dei partecipanti ai tornei, nel numero dei tornei, delle squadre iscritte a questa manifestazione che è sponsorizzata direttamente dal comitato grazie alla collaborazione, appunto, come detto, della Cadoro Cup, qui rappresentata da Fausto Serafini, che si presta sempre a fare da supporto a queste manifestazioni di successo. Quindi non possiamo che essere contenti di questo e ringraziamo chiaramente queste figure, questi abbinamenti e queste sinergie che si sono create e che ha creato, speriamo, che abbia contribuito a creare, speriamo, proprio il comitato, con tutti questi circoli che si prestano a collaborare con il comitato, pur nelle difficoltà anche amministrative e burocratiche di adempimenti che necessariamente devono essere svolti. Bene. Quindi siamo veramente contenti e contiamo in un futuro ancora più coinvolgente nell'ambito di questo che è uno sport gestito da volontari. Bene, con le parole speranzose di Tullio Fonda chiudiamo questo nostro reportage dall'Eurosport in Cordenons